Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Dopo l'incendio di ieri a Serraspiga, paesaggio, lunare e paura, ieri è stato l'inferno con intossicati e case sgomberate. Sentiamo Gianluca Pasqua. Questo è il cartello stradale che delimita i territori di Cosenza e Mendicino, ripreso alle 11 di ieri. Oggi lo stesso cartello è irriconoscibile, così come tutta l'area circostante. Il paesaggio lunare dell'estate 2017 si estende a macchia d'olio. 24 ore fa abbiamo seguito le operazioni delle squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, intente a domare l'incendio scoppiato sulle colline di Serraspiga. Operazioni complicate dal forte vento e dalla difficoltà per le squadre a terra di raggiungere alcune zone impervie. Da mezzogiorno in poi gli interventi dall'alto, prima con un elicottero antincendio giunto alla base di Scalea. Ma nel frattempo l'incendio aveva assunto proporzioni inimmaginabili, minacciando alcune abitazioni nella zona al confine tra Mendicino e Cosenza, dalla parte opposta rispetto al rogo scoppiato nelle prime ore del mattino, circondando il villaggio Rom e costringendo alcune famiglie a lasciare le proprie case e avvicinandosi pericolosamente alla sede dell'ASP. Per spegnere l'incendio di Mendicino è stato necessario l'intervento dell'elicottero antincendio Ericsson. Il mezzo del corpo forestale ha sorvolato il parco acquatico di Rende, ha aspirato un'enorme quantità d'acqua che poi ha gettato sulle fiamme. La vasca del costruendo parco acquatico è stata quasi svuotata. Per diverse ore il grande elicottero ha fatto la spola con la struttura e sorvolato a bassa quota la zona di San Vito. Gli interventi sono andati avanti fino alla tarda serata.